Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. Ho detto buongiorno, buonasera, scusatemi, visto che siamo oramai in un orario serale, sono quasi le 9, il tempo che uscirà il video, l'editazione, comunque, vabbè, stiamo là, non vi preoccupate, buongiorno, buonasera, è uguale, l'importante ragazzi, il tasto like che voglio sapere la vostra. Allora, tante novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, forse quella più importante è quella di Di Lorenzo, ragazzi, sì, perché il nostro amato Di Lorenzo vuole andare via. Ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, vuole andare via. Noi a questo punto siamo nelle mani di Antonio Conte, perché solo Conte gli potrebbe far cambiare idea, secondo me, a questo punto. Poi si vedrà, ragazzi, perché non è detto che la parola di Conte possa far sì che il ragazzo rimanga a Napoli. Io, se non sbaglio, la curva A o la curva B hanno fatto uno striscione contro Giuffredi. Ora non mi ricordo cosa c'era scritto, comunque c'era questo striscione che girava. E, ed hanno ragione, tu non sei un tifoso del Napoli, tu stai facendo i tuoi interessi, caro Giuffredi, quindi smettila di essere a proclamarti paladino della giustizia, che non lo sei, amico mio, non lo sei per niente. Però vediamo cosa dice Sport Italia quest'oggi su Di Lorenzo. Dice: la Juve ha offerto 20 milioni di euro a Napoli per Di Lorenzo, quindi questa sarebbe la prima offerta da parte della Juventus. Credo, e dice Michele Criscitello, che trattenere Di Lorenzo a Napoli ormai credo che trattenere Di Lorenzo a Napoli ormai sia impossibile e il Napoli dovrà venderlo dopo tutto questo teatrino. Secondo me Criscitiello c'ha un po' qui sulla gola, gli è rimasto un po' sulla gola, un po' sullo stomaco il fatto che Antonio Conte stia per firmare per il Napoli. Anzi, visto che il signor Criscitiello aveva rotto tanti coglioni, no? Perché Conte ha scelto Napoli, ma lo sanno anche i sassi di Margellina che lui aveva preferito il Milan, ma il Milan si è tirato indietro. Ma, amico mio, caro Criscitiello, secondo me devi fare un po' di autocritica e dire: io forse ho fatto una stronzata, dovevo stare a sentire Alfredo e forse me la cavavo. Ragazzi, questo è così, bisogna dirlo. Continua Criscitiello e dice: se tutto andrà bene, il Napoli incasserà 25 milioni dalla sua cessione. Questi 25 milioni, ragazzi, possono essere investiti su Buongiorno, e già ne abbiamo parlato di Buongiorno, anzi mi vado a prendere proprio la Matteo Moretto, Fabrizio Romano, mi vado a prendere la fonte, che dice, testuali parole: negli ultimi giorni c'è stato un nuovo contatto per Alessandro Buongiorno a Napoli, è un profilo condiviso molto e apprezzato anche da Antonio Conte. Il Napoli è pronto ad avvicinarsi alle richieste economiche del Torino, ma non prevede accelerate e definitive prima dell'europeo. Occhio, occhio ragazzi, perché se Buongiorno fa un buon europeo, sappiamo tutti come Cairo potrebbe alzare questo prezzo. Per Buongiorno io spero di no, perché secondo me c'è solo il Napoli sul ragazzo. Il Milan a questo punto, il Milan e l'Inter secondo me si stanno defilando un pochino proprio perché il Torino chiede tanti soldi. Però io mi faccio una domanda e mi do pure una risposta. Se proprio vogliamo dare via Di Lorenzo, questi soldi reinvestiamoli. A questo punto reinvestiamo questi soldi e li butti su Buongiorno, li butti su un altro giocatore, però questi soldi vanno investiti, ragazzi, perché vanno reinvestiti, perché Conte se lo prendi la squadra la vuole, ed è giusto così, ragazzi, perché la squadra ci vuole. Molti dicono: ma la squadra che abbiamo quest'anno, abbiamo visto che uomini sono stati quest'anno, quindi io non mi fiderei a non fare, non ci sarà certo una rivoluzione totale, perché Conte anzi apprezza molto la squadra così com'è, quindi non penso ci sia questa grandissima rivoluzione in base ai giocatori, però secondo me 6 giocatori potrebbero abbandonare il Napoli. Continua Fabrizio Romano, scusate ragazzi se muovo il telefono. Su Alessandro Buongiorno c'è l'interesse anche di altri club italiani ed inglesi, però quello che si è mosso per primo è stato il Napoli. Staremo a vedere come si va a concludere la vicenda. Allora, andiamo ancora con le altre notizie, perché è uscito Marco Giordano quest'oggi che ha parlato a Campania Sport e ha detto: Osimhen per ora non ha nessuna offerta, so che c'è l'Al Hilal e, se non sbaglio, l'Al Hilal si è inserito anche per Anghissà. Occhio aiù, perché ci potrebbe essere Anghissà che potrebbe abbandonare la nave
e andare in Arabia Saudita. Sappiamo tutti che l'Arabia Saudita, ragazzi, non mi venite a dire che è un campionato buonissimo, si va per soldi. Io ora poi che Verratti va a dire oh qui mi trovo benissimo di qua, di là, è come stare in Italia, il clima, e posso capire il clima sta sempre cavolo, stanno 40 gradi pure all'ombra, però vabbè, a parte là che hanno le strade con i condizionatori sotto il terreno, ragazzi, praticamente ci sono delle bocchette particolari che spruzzano aria fredda dal sottosuolo e praticamente c'hai 20 gradi, invece esci fuori da quella zona, ci sono qua la buca, sono stronzate, tralasciamo questo. Però ecco, c'è anche Anghissà che potrebbe abbandonare il Napoli. Secondo me Conte spinge per far rimanere Anghissà a questo punto, perché se tu, ragazzi, il centrocampo del Napoli è buono. Tu puoi giocare con il 4-5-3, 4-5-2, no, 4-5, ma ora mi sto rincoglionendo, il 3-5-2, scusate, oppure il 3-5-1-2, ma vediamo un pochino. Però ecco, il Napoli il centrocampo del Napoli non è malvagio, questo lo dobbiamo dire. Lobotka e Anghissà potrebbero fare benissimo. 3-4-2-1, puoi fare il 3-4-2-1, metti Di Lorenzo laterale. Mario Rui non ce lo vedo più, ragazzi, che a parte, come ha detto Giuffredi, si vuole portare via tutti e due i braccetti, sia a destra sia a sinistra. Io lo ribadisco, l'acquisto di Mazzocchi, Waiu, io lo dissi, questo è un colpo per Conte, non per Calzone, non per Mazzarri, ma per Antonio Conte. E così è stato, poi è venuto Antonio Conte, ragazzi. Comunque continuano e dicono l'Al-Hilal lo vuole per fare una squadra forte per il mondiale. In Inghilterra il cerchio sull'attaccante si stringe perché ci sono slot quasi pieni, solo l'Arsenal c'è, ma nessuna trattativa al momento, ragazzi. Poi su Kvara il calciatore ha un accordo con il Paris Saint-Germain sulla base di 7 milioni, 7,7.5, ma poi ballano quei 5 milioni, sono nocciolino. Se il Napoli offrisse almeno 5,5 potrebbe anche accettare, ma la situazione è ancora da definire. Vorrebbe ancora capire il progetto che ci sarà. Kvara, amico mio bello, ma tu quale progetto volessi sapere? Questo viene Antonio Conte, uno dei migliori allenatori in Europa, diciamo in Italia, perché poi se dici in Europa sta Carlo Ancelotti, sta Guardiola, sta Klopp, sta questo, sta quell'altro, sta Allegri. Quindi fatti allenare da Conte e poi vediamo. Ti fa l'ultimo anno, perché tanto Kvara farà l'ultimo anno, ragazzi, non prendiamoci per il culo. Kvara farà l'ultimo anno, proverà a vincere nuovamente lo scudetto a Napoli. Se ne andrà da Napoli con un altro scudetto, con una Coppa Italia, non lo sappiamo, entrerà ancora di più nella storia, a differenza di Di Lorenzo che sembrerebbe voler andare via. E queste sono le notizie di oggi, sono curioso, sono sincero, sono curioso, mi era salita l'hype questa mattina quando ho visto quella foto di Conte, ho detto, mi era venuto, e poi era una fake news, vabbè. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli, ciao